Il nuovo corso della Cicatena Calcio 1973 del neopresidente Rosario Romeo comincia dalla Coppa Italia Promozione. Avversario nel match andata del primo turno è la matricola Gimnica Scordia, allenata da Gianluca Serafino. I biancorossi, guidati in panchina da mister Andrea Stella, si schierano con il 4-3-3, con Capitan Romano tra i pali, Napoli accanto a Reale al centro della difesa, Avessa e Patanei due terzini. Cabina di regia affidata a Basile, con accanto Maesano e Salvostrano. In attacco Palazzolo largo a sinistra con libertà di svariare, Vitale a destra e Fisichella centravanti. Partita bloccata in avvio e con ritmi molto blandi, qui prova lo Scordia ad avanzare con Nobile. Nobile sbaglia il passaggio e favorisce la ripartenza della Cicatena, guidato da Palazzolo, sulla tre quarti, fermato, poi Strano prova la battuta, Serafino controlla in due tempi. Minuto 20, Calì si accentra dalla sinistra, poi cerca l'imbucata per Romano, Romano il controllo lo ferma Reale, poi Napoli, si lotta in aria, cade Mascali a contrasto con Napoli e calcio di rigore per lo Scordia e ammonito Napoli. Il contatto Napoli-Mascali dal dischetto, parte sottile che spiazza Romano e porta in vantaggio al 20° minuto lo Scordia. Catenoti quindi che devono inseguire nel punteggio. Strano va al lancio lungo, bene per Fisichella, il controllo di petto, allarga bene sulla destra verso Vitale, esce anche Serafino che lo anticipa col pugno e subisce anche fallo, giallo per Vitale. Basile, scarico su Strano, Strano prova l'iniziativa personale, supera Romano, ancora Strano, salta un altro avversario, cerca la conclusione, facile preda di Serafino. Scadere del primo tempo, Basile nel cerchio di centrocampo per Strano, di prima verso Patanè. Patanè va da Palazzolo. Palazzolo va all'1 contro 1 contro Aiello che lo ferma. Il pallone finisce a Strano che lo controlla di testa. Prova il destro da fuori. Grande parata in tuffo di Serafino. Subito un altro attaccante per mister Stella ad inizio ripresa. Fuori Vitale, dentro Ndiaye. Punizione interessante per gli ospiti. La batte Zumbo. Al centro per lo stacco di Romano che scheggia la traversa. Scocca l'ora di gioco. Strano per Basile. Basile ha spazio per avanzare, verticalizza subito per Fisichella che è in vantaggio sul suo marcatore, esce Serafino che rischia tantissimo, prende il pallone fuori dall'aria, si consulta l'arbitro Musumeci col guardalinee ed espelle Serafino, Scordia in 10 uomini, punizione dal limite dunque, va Palazzolo alto sopra la traversa, un altro cambio offensivo per mister Stella, fuori Salvostrano, dentro Indaco. 73esimo, corner di Basile, la palla filtra, testa di Reale, non inquadra la porta, una ghiotta chance per il pareggio. Altre sostituzioni per i biancorossi, fuori Reale, dentro Francesco Strano e fuori Aversa, dentro Giannetto. Ultimi disperati tentativi per cercare il pareggio, Basile va da Giannetto, Giannetto lavora il pallone, lo scarica su Strano, il cross di prima intenzione sul secondo palo per Ndiaye che controlla, ancora Ndiaye il tiro, respinge Cannata. E poi calcio di punizione per lo Scordia. Triplice fischio al polivalente, passa lo Scordia 1-0 grazie al rigore di Sottile. A Cicatena che paga l'aver giocato a ritmi troppo bassi per impensierire la retroguardia sempre ben schierata dagli avversari. Il potenziale c'è per giocare molto meglio di quanto visto oggi, specialmente nel primo tempo. Nulla comunque è perduto, sabato c'è la sfida di ritorno a Francofonte per cercare la rimonta e il passaggio del turno, un traguardo alla portata dei biancorossi e che potrebbe essere un buon viatico per il 15 settembre, giorno dell'inizio del campionato promozione 2024-2025.